A una settimana di distanza siamo tornati davanti ai principali uffici pubblici, quei palazzi istituzionali che rappresentano l'amministrazione ma anche il governo centrale sul territorio. Il nostro scopo era quello di vedere chi ha esposto la bandiera della Regione Veneto, come richiesto da Venezia, e chi invece la bandiera l'ha tenuta nel cassetto. Ecco cosa abbiamo trovato, partendo da provincia e prefettura che a Padova occupano lo stesso edificio, Palazzo Santo Stefano. La bandiera è rimasta esposta all'esterno come la scorsa settimana, anche se è evidente come si tratti di un vessillo che si trova lì da molto tempo, con il tessuto rovinato dalle intemperie e tristemente scolorito. Dai colori vivaci, a fianco di quella italiana ed europea, la bandiera del Veneto fa bella mostra di sé sulla facciata di Palazzo Moroni, sede del comune. Facile notarla sull'Iston, il cuore della zona pedonale, distanziata di qualche metro dalle altre, ma solo per una questione pratica. Di fronte al municipio c'è l'università, che non ha la bandiera esposta, mentre la sede degli uffici comunali della Loggia Mulea, in Prato della Valle, mantiene la bandiera del Veneto esposta come la scorsa settimana.